Dalla Venezia storica del XVI secolo alla recente pandemia, un lungo arco cronologico è intrecciato alle vicende di due donne, una poliziotta e una bibliotecaria, che incrociano la loro vita dopo il ritrovamento di alcune misteriose ossa umane in occasione della cerimonia di nomina dei nuovi confratelli della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Si sviluppa in questo contesto l'ultima opera letteraria di Paola Pozzolo, genovese, laureata in lettere con indirizzo artistico e da alcuni anni trapiantata per amore a Cavallino Treporti, dove lavora per la pubblica amministrazione, senza perdere però la passione per la scrittura. 4 anni fa mi sono trasferita, è stato un momento particolare perché insomma 54 anni di vita genovese e improvvisamente mi sono trovata catapultata in un'altra realtà. Una realtà che mi sta a pennello e soprattutto ho trovato questo nuovo interesse che mi dà tanta soddisfazione. Creatività poliedrica che spazia sui tanti orizzonti della letteratura, ultimo in ordine di tempo, un caso di serendipità, edito da Mazzanti Libri e presentato al Caffè L'Avena di Piazza San Marco a Venezia, dialogando con Paolo Navarro Dina, vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia. Tutto nasce dal premio Unicorn Lagunando e ho partecipato sin dalla prima edizione e quindi l'edizione dell'anno scorso dovevo decidere che cosa scrivere e non sapevo cosa scrivere. E siccome io sono una consorella della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, mi fu raccontato dal Guardian Grande questo fatto, ovvero che avevano ritrovato due ossa umane dietro i dossali della chiesa di San Giovanni e di lì è scaturita tutta la storia. Io nasco come scrittrice in realtà di racconti storici, ma in ogni caso in tutti i miei racconti c'è comunque una vena storica e una vena artistica e quindi tutto parte dalla battaglia di Lepanto, perché nella chiesa di San Giovanni Evangelista è conservata la salma di Gianandrea Badoer, che la tradizione vuole essere l'ideatore della Galeazza. E da lì nasce tutto, poi ci trasferiamo nel 1943 all'alba del rastrellamento in ghetto e arriviamo ai nostri giorni per un cold case. Quando trovi il tempo di scrivere? La sera, mentre il mio compagno guarda la televisione, io solitamente scrivo. Prossimi libri nel cassetto, un altro romanzo storico? Un altro romanzo storico già pronto che la casa editrice ha trovato molto interessante e insomma è un altro giallo già pronto col quale avevo già vinto un premio e che prossimamente sarà anche quello pubblicato.